Antonella Busone, Comitato Esecutivo Parco Colli Euganei. Sì, porto la testimonianza che è reale lo stato di presa per fame di cui parlava il rappresentante della CGIL prima, nel senso che ormai sono 2 anni che, almeno nel nostro parco, si aspettano inutilmente i contributi regionali per pagare anche lo stipendio, insomma, dei dipendenti. Per cui prima ancora della proposta che è arrivata a luglio e che è arrivata con una scure senza un minimo di partecipazione, proprio deficitario di qualsiasi forma di condivisione di partecipazione anche per chi lavora nei parchi, anche per gli amministratori dei parchi, ci sono stati 2 anni in cui effettivamente si capiva già che qualcosa non quadrava. Ultimamente poi siamo presi proprio da tutte le parti, perché oltre a non arrivare il contributo regionale per pagare gli operai, si comincia anche a chiedere il distacco dei dipendenti presso altri enti regionali. Quindi è chiaro qual era la manovra della regione, ed è chiaro che la manovra è quella di annientare questa realtà, che comunque è una realtà che nel territorio si è consolidata, si è insediata e che non è più vista soltanto come vincolo, come poteva essere fino ad alcuni anni fa, ma è vista ormai come veramente opportunità, anche di fronte alle crisi economiche che stiamo vivendo. Gli stessi abitanti vivono la realtà parco come un'opportunità, e per motivi ovviamente di sviluppo di taluni aspetti, quali può essere il turismo o l'agricoltura, ma anche perché hanno capito che è un grande valore e che questa opportunità andrebbe colta. Cose che però sembra non abbiano capito appunto i nostri governanti regionali. Il Parco dei Colli Euganei è stato anche insignito dalla Comunità Europea come destinazione europea d'eccellenza. Ecco, forse questo, nonostante sia stato messo il marchio nei loghi eccetera del parco, questo la Regione non lo conosce, non lo sa. A proposito di questa proposta di legge regionale, anzi questo disegno di legge che è arrivato a luglio, il Parco dei Colli si è mosso immediatamente cercando appunto di sensibilizzare i sindaci dei 15 comuni del parco, i quali hanno fatto anche loro una proposta, e la proposta che viene dal Parco dei Colli, anche se non comprende tutto sì, una revisione diciamo complessiva della questione parchi regionali e nazionali, comprende però una revisione di quella che è la legge istitutiva del parco e propone alla Regione una proposta molto simile per le finalità e i principi a questa del PD. Questa proposta, che è stata studiata ed elaborata da un gruppo di lavoro ed è stata approvata all'unanimità e quindi trasversalmente i colori politici, perché pensate che dei 15 sindaci soltanto 3 fanno riferimento al PD, insomma, e tutti gli altri invece ad altri gruppi politici. Così pure l'esecutivo è un esecutivo trasversale da un paio d'anni, che aveva anche un bel programma trasversale proprio perché si era dato un programma che era vissuto veramente con grandi aspettative da tutte le parti politiche. Invece, dicevo, questa proposta è stata quindi approvata all'unanimità dai 15 sindaci, fatta all'unanimità, approvata nei consigli comunali e spedita alla Regione, dove siamo andati la settimana scorsa a presentarla come proposta appunto alternativa a quella arrivata a luglio da parte della Regione. È molto simile per alcuni aspetti a questa del PD, che noi abbiamo visto e valutato positivamente, proprio perché è una proposta di grande respiro e che va verso un parco, dei parchi insomma, che siano opportunità di sviluppo anche, oltre che andare a razionalizzare quelli che sono invece i vari sistemi relativi alle aree protette. Ecco, positivamente noi abbiamo valutato in particolare questi aspetti, questi principi, queste finalità, anche una semplificazione dei procedimenti, il fatto di
sostenere le attività agricole, di realizzare e valorizzare la rete ecologica. Ci sembra importante anche, per esempio, che possa essere rapportato il voto all'interno di questi parchi, il voto degli enti locali al territorio che effettivamente, alla superficie di territorio che viene incluso nel parco. Riteniamo importante anche per quanto riguarda i piani urbanistici che il piano del parco sostituisca il piano paesaggistico regionale, perché c'è una grande confusione e difficoltà anche nei procedimenti urbanistici, perché ci sono troppi piani che si sovrappongono, e quindi riteniamo che questo sia veramente un modo per snellire e anche per razionalizzare le pratiche. Così pure parecchie di queste, condividiamo completamente, possiamo dire, e anche in modo molto puntuale la proposta che viene fatta dal PD. Abbiamo fatto alcune osservazioni rispetto alle quali la nostra proposta si era, come dire, un attimo distaccato, aveva visto in modo leggermente diverso, e che sono in particolare, considerato l'estremo carico di lavoro che hanno i sindaci nei comuni, in cui anche le giunte sono sempre più ristrette, quindi hanno dei carichi di lavoro sempre più grandi, pensiamo che il delegato del sindaco all'interno dei parchi possa essere un consigliere, un assessore, ma anche semplicemente una persona di fiducia esperta, della quale il sindaco che il sindaco può delegare, come è sempre stato, insomma, anche fino ad ora. E quindi non soltanto consiglieri ed assessori, ma anche semplicemente il delegato del sindaco, indipendentemente dal ruolo, lasciando così inalterato l'attuale facoltà che c'è all'interno dell'apparato degli enti. Poi la proposta che è stata fatta dai sindaci è quella che il direttore dell'ente parco non sia quindi un direttore regionale, ovviamente, ma ci sia un direttore che possa essere nominato all'interno dei dipendenti, dei funzionari del parco stesso. Questo avviene già all'interno del Parco Colli. C'è il direttore che è semplicemente un funzionario, quindi non grava assolutamente nei bilanci, e questa è la dimostrazione che la Regione voleva mirare a un risparmio su questa figura. In realtà il risparmio c'è già, e forse invece la previsione della Regione va a un'ulteriore spesa, perché un unico direttore per tutti i parchi penso che si dovrà spostare anche parecchio, e che quindi oltre alla sua indennità, che non sarà sicuramente bassa, ci saranno anche grandi spese di trasferimenti, eccetera. Poi per quanto riguarda i revisori, noi pensiamo che possa essere sufficiente un revisore solo dei conti, ormai in tutti gli enti, insomma, si va a limitare queste figure. E riguardo alla composizione del comitato tecnico-scientifico, crediamo opportuno che invece ci sia la figura del direttore di ogni parco, cioè che nel comitato tecnico-scientifico, che è questo comitato più allargato, ci sia comunque la figura del direttore di ogni parco come presenza tecnica, insomma, per ogni parco. Ecco, però ci aggreghiamo, insomma, nell'augurarci che queste proposte vadano a modificare quello che è il disegno di legge di giunta regionale, che evidentemente non abbiamo visto con positività, anzi abbiamo visto molto negativamente. Grazie.